Benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Migliaia di fedeli a San Pietro rendono omaggio a Francesco. La salma del Papa traslata stamattina in processione davanti a una folla fittissima da Santa Marta alla Basilica. Sabato mattina i funerali solenni, ci sarà anche la leader dell'Unione Europea von der Leyen. Nuove manifestazioni di cordoglio in Sicilia, a Catania, in prefettura, il registro delle condoglianze. Ieri sera, veglia di preghiera a Sant'Egidio. Cronaca, 2 detenuti nel carcere dei Giarre accusati di una brutale aggressione sessuale ai danni di un altro giovane recluso. Uno degli assalitori era nel branco dello stupro della tredicenne a Villa Bellini. Francofonte ha ucciso per gelosia. Il giovane, reo confesso, accusato di omicidio volontario, ha infierito con 5 coltellate sul 17enne che aveva corteggiato la sua ragazza. Decine i testimoni nella strada della Movida. Palermo, ammissione shock del padre del bambino di 4 anni morto su una minimoto finita contro un muro. Lo reggevo dal parafango, ma poi il veicolo mi è sfuggito. È indagato per omicidio colposo. Al Garibaldi di Catania una donna che non voleva essere dimessa ferisce a bottigliate al volto un infermiere del pronto soccorso. Musica, Lello Analfino a Catania domenica 27 per un viaggio tra le canzoni dei Tinturia e il nuovo singolo Testa e Cuore, canto per una pace possibile. Calcio, 5 partite in 16 giorni, sarà un finale di stagione a ritmi serrati per il Palermo, che domenica in trasferta sfiderà il Catanzaro. In Serie C, l'ultima di campionato sarà decisiva per gli obiettivi delle siciliane. Benvenuti. La salma di Papa Francesco è esposta dalle 11 a San Pietro in una semplice bara scoperta, eccola qui, bordata di rosso senza catafalco per l'omaggio di migliaia di fedeli dopo quello dei cardinali e dei vescovi sfilati in ordine nella Basilica. La traslazione, il trasporto della bara da Santa Marta alla Basilica Vaticana, è avvenuta in processione da Via della Conciliazione davanti a una folla fittissima, la state vedendo, dietro le transenne. I funerali solenni del Papa saranno sabato mattina sul Sagrato di San Pietro, officiati dal Cardinale Re, attese 250.000 persone. Oltre a Trump, Macron e Zelensky, parteciperà la leader dell'Unione Europea von der Leyen. Oggi pomeriggio seconda congregazione dei cardinali in vista del conclave ai primi di maggio per l'elezione del successore di Francesco. Anche in Sicilia continuano le manifestazioni di cordoglio e ricordo del pontefice. A Catania, allestito in prefettura, un registro per le condoglianze. Sul posto Tonino De Mana. Il quadro che raffigura Franciscus e il registro aperto è aperto a tutti, in segno di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. In prefettura, a Catania, sono i giorni del dolore. Ognuno viene e lascia un ricordo. Ad inaugurare il registro l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, poi il sindaco di Catania Trantino e il questore Bellassai, accompagnato e scortato da decine di agenti che hanno voluto rivolgere anche loro un commosso pensiero. A fare gli onori di casa il prefetto Maria Carmela Librizzi. Rimarrà nel cuore di tutti anche come un buon padre di famiglia. Ha avuto come faro la dignità umana sotto tutti i suoi aspetti. Prima tappa del pontificato Lampedusa, l'ultima Re Bibbia, per chiudere quasi un cerchio migranti e detenuti. E io in questo ci vedo tutto Papa Francesco, il significato del suo pontificato. Ha iniziato con gli ultimi, ha finito con gli ultimi. In via Etnea intercettiamo il sindaco trantino, visibilmente commosso. Mi trovai quasi istintivamente in ginocchio ad ascoltare quello che diceva, percependo il carisma ma nello stesso tempo l'umiltà che traspariva da quelle parole. Il Papa degli ultimi, ma soprattutto della misericordia.
Il Papa che ha accolto tutti, anche i carcerati, soprattutto è andato spesso nel carcere e poi si è speso fino all'ultimo giorno che si vedeva la sofferenza di questo uomo. Il registro per le condoglianze si potrà firmare fino a sabato, giorno dei funerali e dell'estremo saluto al Papa, venuto quasi dalla fine del mondo. Ancora a Catania, la comunità di Sant'Egidio ha organizzato ieri sera una veglia di preghiera in memoria del Papa, da sempre vicino a poveri ed emarginati. Marco Carli. Una veglia partecipata, raccogliendo l'invito del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. La comunità di Sant'Egidio ha pregato a Catania nella chiesa di Santa Chiara. È stato l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, a presiedere la preghiera. Un modo per accompagnare con devozione e commozione la figura di un pontefice che, si è capito ancora di più in questi giorni, tutti hanno sentito vicino. Una guida, un leader, il Papa degli ultimi, come molti lo hanno definito, e che ha mostrato questa capacità di trascinare con l'esempio, anche nelle sue visite in Sicilia. E che ha segnato in modo importante delle vie, lui li chiamava i processi, anche in Sicilia, dove ha beatificato Padre Puglisi, ma anche Biagio Conte, l'accoglienza dei migranti, il giudice Livatino. Tutto questo rende da noi una chiesa non approssimativa, ma una chiesa segnata nell'anima, accarezzata dal Bergoglio dalla sua prima uscita a Lampedusa fino alla fine, che attende il nuovo Papa con un'identità molto forte. Un'eredità importante quella che ha lasciato Bergoglio, anche e soprattutto un sostegno costante nei confronti dei più bisognosi. Una delle grandi eredità che ci lascia questo Papa è proprio un grande amore per i poveri. Per carità, tutti i papi raccomandano l'amore per i poveri perché è evangelico, però Papa Francesco in un suo documento, il primo, ci ha raccomandato l'amicizia con i poveri, ci ha raccomandato di imparare da loro. Veglie di preghiera sono previste nella cattedrale di Catania oggi alle 19 e in quella di Palermo domani. La cronaca adesso, armi, munizioni e droga, ha scoperto un arsenale a San Cristoforo a Catania, un quarantenne arrestato dalla polizia. Emanuela Corsi. Un autentico arsenale è stato scoperto dalla polizia di Catania nel corso di una perquisizione effettuata nel quartiere di San Cristoforo. Arrestato un quarantenne colto in flagranza di reato e accusato di detenzione illegale di armi da guerra e comune da sparo, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 2 le perquisizioni in altrettanti immobili appartenenti all'uomo, dove era possibile reperire armi e droga. Durante i controlli sono stati trovati e sequestrati 2 panetti di cocaina del peso di 2,3 kg e un borsone di armi con pistole, mitragliatrici, Kalashnikov e relativo munizionamento diversificato in scatole. Ulteriori controlli hanno portato al rinvenimento di altri 7 panetti di droga del peso complessivo di 8 kg e 9 kg di eroina, quest'ultima già suddivisa in diversi involucri. Dopo le formalità di rito, il quarantenne è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Chiesto il rinvio a giudizio per 2 detenuti accusati di aver sodomizzato un giovane con un manico di scopa nel carcere di Giarre. In questa sconvolgente vicenda è coinvolto uno dei giovani che era nel branco dello stupro della tredicenne alla Villa Bellini, Luca Ciliberti. Sodomizzato con un manico di scopa in carcere da altri 2 detenuti. Una vicenda che lascia sbigottiti ma restituisce tutta la dimensione e la condizione della convivenza nei penitenziari italiani. La vicenda è accaduta ad agosto nel carcere di Giarre. Le indagini della Procura di Catania hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio di un romeno di 31 anni e di un egiziano di 20 anni, curiosamente uno dei ragazzi coinvolti nello stupro alla Villa Bellini, avvenuto il 30 gennaio del 2024 ai danni di una tredicenne e del suo fidanzatino di 17 anni. Il detenuto che avrebbe subito la tentata violenza in carcere, che è libero, è rappresentato dall'avvocato Leonora Baratta, la penalista che assiste il fidanzatino della tredicenne e che è pronta a costituirsi parte civile nell'udienza preliminare. Le violenze in carcere non vengono denunciate sovente, anzi emerge soltanto l'1% dei fatti criminosi che vengono perpetrati all'interno delle nostre case di reclusione. Singolare che mi sia stato dato mandato dalla vittima di uno di questi fatti che viene attribuito a 2 protagonisti, uno dei quali coincide con uno dei compartecipi del branco della Villa Bellini, verso cui mi sono già costituita parte civile. Nelle carte, attraverso il racconto della vittima, oggi 24enne, tutta la drammaticità della violenza.
Il giovane sarebbe stato aggredito mentre dormiva dai due dalla cella accanto, che non sarebbero poi riusciti a completare il loro intento criminoso perché non sarebbero riusciti a sfilare i pantaloncini che la vittima indossava e che ha trattenuto addosso opponendo un'estrema resistenza. Fondamentale anche l'intervento di un altro detenuto che dapprima pensava che si trattasse di uno scherzo, ma presa consapevolezza della gravità di quanto stava accadendo ha cercato in tutti i modi di bloccare i due. E sempre più fatti di sangue coinvolgono i giovani, si ricorre alla violenza anche per motivi assurdi come la gelosia. E secondo i carabinieri dietro all'omicidio del 17enne di Francofonte ci sarebbe proprio una ragazza contesa. Francesco Aloi. Le mani e le armi preferite alle parole è la conseguenza del malessere che aleggia sulla generazione Z. Sempre più giovani diventano protagonisti di fatti di cronaca. Per gli esperti una parte di responsabilità sarebbe da attribuire alle serie TV che raccontano episodi di violenza giovanile. Poi ci sono i social, dove chi naviga può trovare con facilità video di risse. E così anche una semplice gelosia per una ragazza può finire nel peggiore dei modi. Secondo chi indaga sarebbe proprio questo il movente dell'omicidio di Nicola Lucifora, il 17enne ucciso da un 22enne a Francofonte. I due erano tra la movida del sabato sera, quando forse per uno sguardo di troppo, forse per una battuta verso la fidanzata dell'assassino reo confesso, è scoppiata la rissa. Prima le parole, poi il coltello. Così Nicola viene colpito da almeno 5 fendenti, uno al petto che sarebbe quello mortale. Mentre qui si aspetta l'esito dell'esame autoptico, le risse nei luoghi della movida non si fermano. Ragazze e ragazzi, giovanissimi, che ricorrono sempre più spesso alla violenza. Palermo, sconcertanti aggiornamenti sulla morte del piccolo Thomas schiantatosi contro un muro con una minimoto a 4 anni. Il padre è indagato per omicidio colposo e ha ammesso di essere stato presente all'incidente con il mezzo che gli è sfuggito di mano. Manlio Viola. Sarebbe indagato per omicidio colposo Antonio Viviano, il padre del piccolo Thomas Viviano, morto a 4 anni schiantandosi contro un muro a bordo di una minimoto il 7 aprile scorso nel quartiere palermitano di Bocca di Falco sotto la casa della famiglia. Il provvedimento di iscrizione al registro degli indagati non è stato però ancora notificato. Sarebbe stato invece deciso dal pubblico ministero dopo aver ricevuto la relazione sull'interrogatorio del padre della piccola vittima. L'uomo, sentito a sommarie informazioni, avrebbe ammesso di essere stato presente all'incidente e ha raccontato che teneva la minimoto per un parafango, ma poi gli è sfuggita di mano. Secondo la relazione della polizia municipale, quel mezzo però, al quale erano state montate anche le rotelle, non poteva circolare in strada non essendo immatricolato e non era adatto a minori di 16 anni. Alla luce di questi fatti, il reato di omicidio colposo potrebbe essere derubricato in omessa vigilanza sul minore, anche se la presenza del genitore al momento dell'incidente escluderebbe questa ipotesi. Tutte eventualità probabili, ancor più che plausibili, ma ancora non notificate né all'interessato né agli investigatori sul campo. Nelle prossime ore, inoltre, l'infortunistica della Polizia Municipale di Palermo aspetta di sapere se il magistrato vuole che sia nuovamente ascoltata anche la madre del bambino per definire alcuni dettagli rilevanti. Torniamo a Catania, non vuole essere dimessa dal pronto soccorso e scaglia una bottiglia di vetro contro un infermiere. Ennesima aggressione al personale sanitario all'ospedale Garibaldi in questo caso. Tonino De Mana. Non voleva essere dimessa e per tutta risposta ha scagliato una bottiglia contro un infermiere. L'ennesimo intollerabile episodio di violenza arriva dall'ospedale Garibaldi di Catania, dove una donna di 45 anni ha aggredito il personale sanitario presente in accettazione. Prima le urla, poi gli spintoni ed infine il lancio di una bottiglia di vetro che colpisce e ferisce il malcapitato infermiere. Per lui una prognosi di 10 giorni per un ematoma allo zigomo. Tuona il segretario catanese della CGIL, Carmelo De Caudo. La violenza non può e non deve mai essere tollerata. Chiediamo maggiore sicurezza nei luoghi di cura e il potenziamento del personale. Le manifestazioni aggressive non fanno altro che aumentare il livello di tensione cui tutti gli operatori sono sottoposti, afferma il direttore generale dell'ospedale Garibaldi Giuseppe Giammanco. E la questione non riguarda soltanto i sanitari. Chi si reca al pronto soccorso, ha detto, deve potersi sentire al sicuro.
Musica adesso, dopo il tutto esaurito nei teatri di mezza Italia, domenica 27 il tour di Lello Analfino fa tappa a Catania. Sarà un viaggio tra le canzoni dei Tintoria, ma anche l'occasione per presentare il nuovo singolo, Testa e Cuore, il canto per una pace possibile. Roberta Lunghi. Il concerto del Lello Analfino e dell'Atti Orchestra sarà un'esplosione di festa, di musica e di balli. Parola di Lello Analfino, anima profonda, rivoluzionaria e istrionica. Arriva al MA di Catania il live di Lello & The Orchestra il 27 aprile, forte dei sold out in tutta Italia. Ripercorreremo i grandi successi dei Tintoria, perché con me suonano anche pezzi dei Tintoria importanti, da Domenico Cacciatore, Lino Costa, Mario Basile, ma in più c'è l'innesto di tanti musicisti nuovi, musicisti straordinari, i fiati, le percussioni. Il palcoscenico, la sua casa e la sua dimensione. Lello Analfino sa trascinare, ma anche incantare con brani che hanno lasciato un segno. Vetti nell'occhio tuoi rustiggi, che luce non mezze capigi. Una festa e la magia di canzoni senza tempo, dunque, ma anche, come sempre, lo spunto per denunciare e riflettere, grazie alle canzoni di quest'uomo libero che nel nuovo singolo Testa e Cuore denuncia un sistema che continua a giocare con la pelle della gente in un intreccio di memoria, storia e disillusione che stanno dentro l'immagine di un Lello novello pupo siciliano che si spoglia delle armature e attraversa idealmente il tempo in un mondo che si beffa dei concetti di libertà, egalité, fraternità. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, le tappe forzate del Palermo nella finale di campionato e l'attesa per gli ultimi 90 minuti in Serie C di Catania, Trapani e Messina. State con noi, a più tardi. Calcio, 5 partite in 16 giorni per il Palermo. La gara contro il Catanzaro, inizialmente in programma per sabato, è stata posticipata di 24 ore. Sarà giocata domenica alle 15. Marco Gullà. Tour de force è quello che si prepara ad affrontare il Palermo. Il calendario dei rosanero ha infatti subito una svolta importante a causa dei rinvii delle gare contro la Carrarese per la scomparsa di Papa Francesco e contro il Catanzaro. I siciliani si preparano ad affrontare un vero e proprio tour de force a partire da domenica 27 aprile, data in cui è stata riprogrammata la sfida con il Catanzaro che si giocherà alle 15 al Ceravolo. Il giorno successivo ci sarà la ripresa degli allenamenti con appena 3 giorni a disposizione per preparare la gara casalinga contro il Subtirol, in programma giovedì 1 maggio al Barbera. Appena 72 ore più tardi, domenica 4 maggio, il Palermo sarà di nuovo in campo, stavolta in trasferta contro il Cesena. La stagione regolare si chiuderà infine con 2 partite casalinghe, la prima contro il Frosinone, anticipo della 37esima giornata, fissato per venerdì 9 maggio alle 20:30, la seconda contro la Carrarese, in programma per martedì 13 maggio con orario ancora da definire. 5 partite in 16 giorni, 5 partite in cui il Palermo dovrà spingere al massimo per arrivare nei play-off e poi giocarsi la Serie A tramite gli spareggi promozione. E anche le altre squadre siciliane modificano, seppure di poco, il loro programma dopo la decisione di posticipare a domenica la giornata di incontri per rispettare il lutto in occasione dei funerali del Papa. Obiettivi importanti da centrare per tutte le isolane. Marco Carli. Un giorno in più di preparazione e anche inevitabilmente un giorno in più di attesa per le squadre siciliane e per tutto il girone C della Serie C. Lo sport sabato si ferma in segno di rispetto in occasione dei funerali di Papa Francesco e dunque tutte le partite dell'ultima giornata che si devono giocare in contemporanea sono state spostate domenica alle ore 20. Ribalta serale per il girone C con Potenza Catania che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Telecolor. Toscano studia tutte le alternative possibili partendo da un sistema di gioco collaudato ma contemplando
contemplando anche la possibilità di un attacco con più riferimenti, 2 sugli esterni e 2 davanti, che possa dare maggiore possibilità di impiego ai tanti attaccanti e trequartisti. Intanto, con l'assenza di Quaini per squalifica, a centrocampo si va verso la coppia di Tacchio e De Rose. Guglielmotti sarà il prossimo giocatore pronto a dare il suo contributo, soprattutto dai playoff. Il Trapani, senza Silvestri e Toscano, entrambi appiedati dal giudice sportivo, attende la Casertana impegnata nella lotta play-out con il Messina. I Granata devono per forza vincere per sperare nei playoff. Benedetti dovrebbe prendere il posto di Silvestri, mentre Saber o Segberg dovrebbero rilevare Toscano. Il Messina, in attesa, nell'ansia giustificata da parte dei tifosi di conoscere il destino societario e il suo futuro, guarda al prossimo obiettivo. Con la Juve Next Gen, che sta facendo benissimo, una vittoria varrebbe la certezza matematica di disputare i play-out. Ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione per le 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.